parto subito con i complimenti, perché ho avuto modo di vedere l'organizzazione e siccome possiamo dire buona la prima, e siccome è sempre difficile, perché poi magari le persone, sapete, vedono la fiamma, la fiaccola che passa, però c'è tutto un lavoro di organizzazione, di sicurezza, quindi complimenti veramente a tutte le forze dell'ordine, alla polizia locale, e a tutti coloro i quali si stanno impegnando in questa organizzazione che non è per nulla semplice. E sapete, per Verona sarà anche un po' un esame, no? Perché noi spesso un po' ci sottovalutiamo, sia come Verona sia come Veneto. Invece noi valiamo molto di più di quello che crediamo e lo dimostreremo proprio con queste Olimpiadi, facendo vedere che siamo capaci di fare degli eventi di portata internazionale alla perfezione, perché sono sicuro che sarà così. Perché la nostra città e la nostra regione sono regioni al top. Tenete conto che qualche mese fa era venuto a trovarmi il ministro delle comunicazioni cinesi e lui proprio mi diceva di che importanza avevano anche per loro queste Olimpiadi e di che pubblicità faranno in Cina riguardo alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno qui da noi. E poi quando gli parlavo un po' sia del Veneto e poi gli parlavo dell'Arena, sono rimasti totalmente affascinati e faranno dei grandi speciali sulla nostra città. Quindi sarà anche compito nostro, abbiamo poco da dimostrare perché già Verona di per sé è una bellezza incredibile, però sarà un modo per farla conoscere ancora di più in tutto il mondo e questo è veramente una cosa importante e ci deve rendere orgogliosi, forse ancora non ci rendiamo conto della portata che avranno a livello internazionale queste Olimpiadi per il nostro territorio. E io sono veramente orgoglioso di questo, perché è stato eccezionale oggi vedere l'entusiasmo delle persone, vedere le famiglie, i ragazzini, vedere anche il messaggio di pace che abbiamo lanciato, che in un momento in cui abbiamo ovviamente tutti grosse preoccupazioni che talvolta ci fanno perdere anche letteralmente il sonno la notte, però è importante comunque cercare di portare avanti questi messaggi, perché dobbiamo far vedere che c'è la volontà di lavorare per fare in modo che le guerre finiscano. Era stata chiesta la tregua olimpica e purtroppo, però è importante continuare su questo tasto, far vedere che si possono superare le divisioni e il fatto che sia Verona che lancia questo messaggio mi rende veramente orgoglioso e tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo messaggio che stiamo mandando a tutto il mondo. E poi è la bellezza di avere un territorio che farà sia la chiusura delle Olimpiadi, farà la chiusura delle Olimpiadi e poi l'apertura delle Paralimpiadi, che sarà un altro evento molto importante. Io ho avuto modo, perché vedete quando questo evento passò in Consiglio dei Ministri, io ero ministro, ed ero ministro della famiglia e della disabilità. E l'orgoglio dell'apertura delle Paralimpiadi nella mia città fu uno dei più grandi orgogli quando proprio ero ministro e quando votai a favore di questa manifestazione per sostenere questa manifestazione. Il poterla vedere e la vedrò con questo incarico sicuramente mi rende molto felice, ma dobbiamo essere tutti veramente felici perché vedremo degli atleti eccezionali sia nelle Olimpiadi, ma permettetemi una menzione particolare per le Paralimpiadi perché lì ci sono dei ragazzi incredibili che veramente ti danno la voglia di vivere e penso che questo sia un messaggio straordinario.